Michelotto invece Adorni, ma siamo già alla tappa successiva. A Cavalese, Michelotto, vincendo la frazione davanti a Gimondi e Mori, vincendo per distacco, sfrutta la crisi di Italo Zilioli e balza al secondo posto in classifica generale. Adorni quel giorno era andato in crisi sulla prima salita, sul Campolongo e poi sul Gardena. Michelotto invece era partito sul Sella. Zilioli in crisi sul Lavazぜaveva perso il secondo posto in graduatoria. Ma nella tappa successiva, l'ultima tappa impegnativa da Cavalese a Folgarida, Vittorio Adorni, campione del mondo, ha una bellissima reazione e lascia il segno sul giro prima di Merckx e poi di Gimondi. Vince lui davanti a Panizza e a Rudi Altig. Eccoli i tre: Adorni, Panizza e poi Altig. Ecco Adorni nel momento in cui se ne va tutto solo verso il successo di giornata, la vittoria dell'orgoglio per un campione che in qualche maniera voleva lasciare il segno sul Giro d'Italia. Ultime pedalate a Folgarida per Vittorio Adorni, vittorioso sul traguardo della penultima tappa. La classifica ormai è ben delineata. Michelotto è a 3,15 dalla maglia rosa, Gimondi e Zilioli a 4 primi, 31 secondi.